questi paesi, perché Trieste, no? Due paesi, un dialetto, la Madonna si è incarnata come a Lourdes, come a Fatima, nei dialetti locali, e ha parlato la lingua che parlava la ragazza Teresa Dus. Quando noi abbiamo fatto sapere questo agli altri, io posso dire che c'è più interesse da parte degli sloveni che non degli italiani per il momento. Io credo in questi 15 anni che siano passati qui dai 200 ai 300 sacerdoti sloveni a concelebrare, 4-5 vescovi sloveni, il loro cardinale Frank Rodet 4-5 anni fa. Il 6 di settembre dell'anno scorso, no, di 6 aprile di quest'anno, ecco, è arrivato, confondevo, settembre è stato il vescovo di Capodistria. Ho saputo martedì una bella novità, che sabato 4 maggio sarà Monsignor Dorè, l'arcivescovo di Lubiana, quindi il primate della Chiesa slovena. Quindi questo fa piacere, ecco, per dire che piano piano questo santuario, non so, sa il Signore e la Madonna, ecco, il suo, per il momento dai, si va avanti, e allora ringrazio anche della vostra presenza e anche un segno, ecco, di questo messaggio che la Madonna vuole lasciare, ecco, a noi tutti. Santificare le feste, onorare il nome santo di Dio, pregare il Santo Rosario. E ringrazio i vostri padri, ecco, che vengono con piacere dalla Polonia, ecco, e grazie di essere venuti, e quando vi incontrate con Don Carlo fatelo sapere, perché avrete anche voi gli incontri presbiterali. Salutatelo, sarà contento. Grazie e vi auguro una permanenza. Santa Messa io sto fino a mezzogiorno perché dopo devo per forza di cose. Grazie. Popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa Dio, popolo in festa, canta di gioia. Certo Dio ti chiama, nel suo maggiore timore con te, facile il mondo il suo Vangelo, segni pace di bontà. Chiesa di Dio, popolo in te, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia e gioia con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi e con il suo Spirito. Maria è Regina degli Apostoli. Oggi celebriamo la festa di San Marco Evangelista, colui che come primo mette la mano sul racconto della buona notizia del Vangelo e ci trasmette ciò che Maria ha dato per mezzo del suo sì al mondo
a tutta l'umanità. Per celebrare degnamente questi santi misteri in questo bellissimo santuario, chiediamo perdono al Signore per mezzo della Vergine Santa, per poter celebrare degnamente questi santi misteri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Lodato Gesù Cristo. O Dio, che hai glorificato il tuo evangelista Marco con il dono della predicazione apostolica, fa che alla scuola del Vangelo impariamo anche noi a seguire fedelmente il Cristo Signore. Egli è Dio e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ok. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al tempo opportuno, gettando in Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come il leone ruggente, va in giro, cercando chi mettetegli saldi nella fede, sapendo che i vostri fratelli sparsi per il mondo subiscono le stesse sofferenze di voi. È il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamato gloria eterna. Egli stesso vi ristocca una breve sofferenza e vi confermerà e vi
Stefano, fratello fedele, per esortarvi e attestare la vera grazia di Dio. In essa siate salvi. Vi saluta la comunità che è stata eletta come voi e dimora in Babilonia, e anche Marco, figlio mio. Salutatevi l'un l'altro. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Parola di Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Canterò del Signore. Con la mia bocca annunzierò la sua fedeltà nei secoli, perché hai detto: la mia grazia rimane per sempre, la tua fedeltà è fondata nei cieli. Annunzierò ai fedeli la salvezza del Signore. I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, e la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle Signore? E chi è simile di Dio? Ai fratelli la salvezza del Signore. Che ti sa, Signore, tuo esono nel tuo nome. Nella tua giustizia trova la sua gloria. Annunzierò ai fratelli. Alleluia, alleluia, alleluia. Noi predichiamo potenza e sapienza di Dio. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli 11 e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono nel mio nome. Scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, berranno qualche veleno, non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con segni che la accompagnavano. Parola del Signore. Credo che tante volte abbiamo riflettuto sulla figura di Marco Evangelista, colui che aveva accompagnato, come abbiamo sentito nella prima lettura, gli apostoli, Paolo, ma anche Pietro. E proprio ascoltando la predicazione di Pietro, mette su scritto sulla carta le parole e la testimonianza dell'Apostolo. Infatti, quando ascoltiamo il Vangelo di Marco, ascoltiamo proprio la predicazione di Pietro, la testimonianza dell'Apostolo che era presente a tutto ciò che ha fatto Gesù, nella predicazione, nei prodigi, nelle guarigioni. Cari miei, Marco è anche
è molto importante per la nostra regione, perché Marco è patrono di Venezia, anche se tra Trieste forse non scorrevano mai le buone acque, però noi non guardiamo agli aspetti politici, ma agli aspetti religiosi. Marco è morto in Alessandria, perciò lontano da queste terre, però come un esempio, come un messaggio, come un testimone, veglia anche su di noi. E noi dobbiamo ricordare sempre che, celebrando le feste dei nostri patroni, noi ci raccomandiamo per mezzo di loro al Signore e loro intercedono presso il nostro Padre. Oggi abbiamo la gioia di raccomandarci al Signore per mezzo della sua mamma, è la nostra mamma. E voi lo sapete che anche quando i figli non fanno i bravi, nonostante ciò le mamme le ascoltano i figli e i figli riescono a ottenere tutto dalle mamme. E noi non siamo perfetti, ci rendiamo conto. Abbiamo tanti nostri difetti, tante nostre mancanze, però sappiamo che la mamma, nonostante ciò, ci ascolta. Oggi ci raccomandiamo qui, davanti alla mamma celeste, in tutte le nostre intenzioni. Credo che ognuno di noi porta nel cuore tante preghiere e penso che non basterebbe la giornata per presentare al Signore per mezzo della Madonna tutto di ciò che noi davvero abbiamo bisogno e non superfluo. Adesso in silenzio, in qualche minuto di silenzio, facciamo una preghiera a tu per tu, per mezzo della Vergine Santa, perché il Signore ci esaudisca. E in tutte queste preghiere che adesso presentiamo in silenzio al Signore, offriamo questa Santa Messa. Signore, accogli tutte le nostre preghiere, tutto ciò che ti portiamo su questo altare. Esaudisci secondo la tua volontà tutto ciò che ci è necessario. Per Cristo nostro Signore.
guarda quest'offerta, guarda quindi che ti sia concesso, Signore, ti sia grazie. Che amo il nostro creatore, il nostro Padre, redimo Signore, nella salvezza, la nostra meta, nella tua vita, la nostra vita, nella salvezza, la nostra meta, nella tua vita, la nostra vita. Perché il mio è vostro gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, il sacrificio offriamo nel ricordo glorioso di San Marco e fa la Chiesa sia sempre viva e operante la predicazione del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Grazie al Signore cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Santo Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli apostoli, vivi a santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, constructo la tua lode. Signore, dell'universo, nel nome del Signore, veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue nostro, e consegnandosi la passione,
prese il pane, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli. Dette quel mio sacrificio. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo diede ai suoi discepoli e prendete tutti, questo è il mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il cane, e ti rendiamo grazie, degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo solo corpo. Ricordati di la terra, perfetta nell'amore, nostro vescovo di preghiera, e anche dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia ammetti alla luce del tuo volto in tutti parte la vita eterna, la Vergine Madre di Dio, e che in ogni tempo ad questo tuo Figlio per Cristo, con Cristo e in è onnipotente, nel Spirito Santo, ogni giorno per tutti i secoli dei secoli. E firma for il suo ordinamento, osiamo dire, nostro santo tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua come in cielo così in terra. Oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, ai nostri debitori, nazione male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbazione, che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore, vi lascio la pace, vi do la mia pace.
Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Cambiate di pace. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco la Dio, ecco del mondo, grazie alla cena dell'agnello. O Dio deve partecipare, ma di soltanto una parola. Santo altare di Dio che San Marco ha predicato per Cristo nostro Signore. Anche penso un più bel ringraziamento, preghiera, perché veramente quello che ci serve a tutti è la presenza di Gesù nella nostra vita, Gesù che porta la pace, porta la buona notizia dell'amore, del allora
per accoglienza delle suore, del parroco, facciamo la preghiera Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, Signore è benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Prendiamo. Sguardo ci consoli, su noi posa le tue mani, supplicando il Dio Figlio. Carissimi fratelli e sorelle, vi saluto tutti e desidero stasera pregare con voi. La preghiera insieme, la preghiera con la Vergine Santissima, con i nostri santi, con la nostra Chiesa. Fermati con i tuoi pensieri. Vieni davanti al Signore e mettiti davanti al tuo Dio che è Padre, chi ti ha creato, chi ti ha plasmato, chi ti ha dato dono della preghiera, chi desidera in questa sera, in questa notte, accettare da te la tua preghiera come la tua offerta, i tuoi mazzo di fiori in questa primavera. No, l'uomo non
sa pregare senza l'aiuto, non può entrare in comunicazione col Dio senza Spirito Santo. Stiamo pronti, preghiamo insieme allo Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni luce dei cuori, Consolatore perfetto. Ospite dolce dell'anima mia, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo. Allora riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, vadi nel cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua luce, La tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli E solo in te confidano i tuoi santi doni. Una una virtù virtù premia, una donna morte santa, santa, morte santa, donna gioia eterna. Allora è importante quello che abbiamo pregato, e adesso continuiamo, che sveglia Spirito Santo in noi, che accende in noi dono di fede e facciamo pregare insieme. Io credo in Dio Padre potente, creatore del cielo e della della terra, terra, e in e in Gesù Gesù Cristo, suo unico Figlio, Cristo, nostro Signore, quale quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria, Vergine, sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. In terzo giorno risuscitò da morte, sale al cielo, siede alla destra di Dio Padre Potente e laverà a giudicare i vivi e morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Amen. Signore, con te, uniti nel tuo nome, e vogliamo pregare e meditare i misteri della luce. In quei giorni Gesù viene da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E uscendo dall'acqua vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. Signore, tutti i presenti hanno sentito la voce chiara. Ecco il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Tu sei il nostro Dio prediletto e tu hai fatto per noi un grande dono. Siamo stati morti attraverso il sacramento di battesimo, siamo risorti, vivi.
siamo stati morti dal peccato. Ecco, attraverso il battesimo siamo rinati. Tu ci hai perdonato e alzato, messo sulla tua vita e hai bellissimo spiegato, io sono con vite e voi siete i tralci. Sappiamo che siamo uniti con te e cresciamo su te, viviamo in te e per questo vogliamo ringraziarti per il nostro battesimo. Poi, come figli di Dio, desideriamo pregare per tutti chi sono allontanati dal battesimo, che hanno dimenticato che sono figli di Dio, hanno lasciato Dio, hanno girato a Dio le spalle, non il volto. O Signore, per conversione tutti allontanati da te, per conversione tutto il mondo a te, preghiamo. Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia, Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. o Gesù mio, perdona Perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più le più bisognose bisognose della della tua tua misericordia. misericordia. Maria, Regina della Pace, Prega per noi e per il mondo intero. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Signore. E tu sei in Cana di Galilea durante le nozze. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Figlio, non hanno vino. Adesso mettiti davanti la tua famiglia, la tua vita, il tuo lavoro, davanti alla tua parrocchia, la tua chiesa, il mondo. Che cosa manca? Oh Signore, in Ucraina, in Russia manca la pace, in Israele, la tua terra, in Cana dove hai fatto primo segno e miracolo, manca la pace. Nelle tante famiglie, tanti, manca la pace. Sul tavolo è uscito, manca, c'è stata la preghiera, non si prega nella famiglia, non si benedice la tavola, non si benedice la famiglia e la casa. Signore, manca, manca la grazia nelle tante famiglie che sono in conflitto, che sono separati, che soffrono, che non hanno pensato ai figli, la Chiesa, che hanno fatto scandali. Oh, che cosa manca, Signore? Tanto, tutto manca. Solo noi abbiamo i soldi e non altro. Manca la fede, manca l'amore, manca la pace, manca la tua benedizione. Siamo uniti nella preghiera per benedizione, che tu fai miracolo, che tu dai alle famiglie che ti chiamano la pace, la gioia, l'amore, che tu porti nella nostra famiglia la grazia, la pace, la benedizione, la fede, la preghiera. Oh Signore, manca tanto e tu puoi darci tutto. La mamma dice: fate quello che vi dirà. Signore, in questo mistero facciamo contemplare e sentire la tua voce che tu ci dici. Padre nostro. Padre nostro, secondo mistero. Antonella. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente specialmente le più le più bisognose della bisognose tua della tua misericordia. misericordia. Maria, Regina della Pace, Prega per noi e per il mondo intero. Dona la pace ai nostri cuori. O Signore, dona la pace ai nostri cuori. O Signore, resta qui insieme a noi, resta qui insieme a noi e la pace regnerà. Gesù è tornato dal deserto, 40 giorni pregava,
faceva digiuno, allontanava tentazione e tentatori. È tornato a casa e nella sinagoga al sabato a Nazareth ha detto: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Conversione nasce credere. Signore, il tuo Vangelo, la tua parola è la vita, è la grazia, è dono che tu hai portato dal Padre. Apri il nostro cuore che possiamo oggi sentire la tua voce, la voce della tua madre, la voce della tua Chiesa, che possiamo credere come figli alla tua parola. Tu non sei quello che non dice la verità ai tuoi figli. Sei onesto, tu sei santo, Dio. Crediamo nella tua parola. Benedici ciascuno da noi che possiamo vivere e rispondere alla tua parola come la tua madre. Eccomi, sia fatta la tua volontà. E possiamo rispondere e pronunciare il nostro fiat quotidianamente. Oh Signore, la tua madre nei suoi messaggi dall'inizio ha detto: trovate la Bibbia, parola di Dio, leggetela ogni giorno. La preghiera del rosario e l'ezio divina sono due messaggi che insiste la tua madre. Stasera preghiamo che sulla terra si sente la tua parola, si vede la tua presenza, si ascolta la tua Chiesa. Padre nostro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas. Regina della pace, Ruega por nosotros, prega per noi. Guariscimi, oh mio Signor, guariscimi, oh mio Signor, con il tuo sangue, guariscimi, guariscimi, oh mio Signor. Padre, apri il microfono. Padre, apri il microfono. Desideriamo, Signore, entrare più profondo nel mistero, stare con te. Come discepoli, in quarto mistero, contempliamo come tu ci hai svegliato presto mattina. 3 apostoli, Giacomo, Pietro, Giovanni. Andiamo a pregare. Siete andati sulla montagna Tabor. Perché pregare? Incontrare il Padre. È successo grande miracolo, nuova esperienza. Durante la preghiera il tuo volto è stato pieno di luce, illuminato e luminoso. La tua camice, il posto dove sei inginocchiato davanti Padre. In un momento sentivano testimoni, 3 apostoli, la voce del Padre, sono caduti sulla terra. La voce diceva e spiegava: ecco il mio figlio, non avete paura, non è fantasma, è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Signore, le tue viste sono cambiate, ma tu volevi con questo miracolo cambiare mentalità dai discepoli, che sanno pregare, che sanno che la preghiera è contatto col Dio, incontro col Dio, dialogo col Dio, una forza divina e nostra risposta
Signore, insegnaci a pregare. Signore, dona la tua grazia e preghiera ci cambia. Che la nostra preghiera diventa mezzo del nostro cambiamento, nuova esperienza. E Pietro, quando è alzato, ha detto: Signore, qui è ottimo. Bellissimo, siamo contenti. Andiamo a fare 3 tende per Elia, per Mosè, per te. Con te, Signore, è sempre bello. Tu sei la nostra tenda, nostro ostensorio. Tu sei il nostro santuario. Tu sei nostra gioia. Oh, ti preghiamo, Signore, che sappiamo ogni giorno decidere, avere il tempo per te, avere il tempo per la tua presenza con noi, ascoltarti, ascoltare la tua parola, ascoltare il tuo Padre. Signore, siamo allontanati con mass media, con televisione, con internet, con tanti mezzi da te. Sono diversi programmi. Signore, dove sei tu? Svegliaci, prendici come discepoli hai preso mattina presto, che facciamo la scuola, imparare a pregare con te, con la Chiesa. O benedici ciascuno fra di noi e la nostra terra, le nostre famiglie, con dono della preghiera. Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace, prega per noi. Gospa Majka moja, kraljica mira. Gospa Majka moja, kraljica mira. Gospa Majka moja ti. Gospa Majka moja, Gospa Majka moja ti. Quinto mistero. Questo mistero pieno di amore, di gioia. Gesù ha detto, non vedevo l'ora di celebrare questa sera. Che cosa Matteo, che è presente, ha scritto nel suo Vangelo? Prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo, bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza versato per molti in remissione dei peccati. In questa notte, cena, giovedì santo, Cristo ha regalato alla Chiesa due grandi sacramenti, misteri, doni, Eucaristia e sacerdozio. Senza sacerdote non c'è la messa. Senza sacerdote non c'è perdono dei peccati. Senza sacerdote non è presente Gesù in mezzo a noi. Mancano i sacramenti e la Chiesa. Non c'è la Chiesa. Non c'è il corpo mistico, non c'è la vita. Ecco, preghiamo stasera per vocazioni sacerdotali. Preghiamo che possiamo sempre parlare bene e pensare bene sui sacerdoti, chi sono chiamati. Non siamo il capriccio. Abbiamo detto voglio fare così, voglio studiare, diventare il sacerdote. No, è chiamata. Noi poveri abbiamo solo risposto e siamo con Cristo. Ma è tanta tentazioni e difficoltà e la pena. Allora oggi come sacerdote, chi vive in mezzo al popolo è criticato, è accusato, è sospetto. Allora tanto è sofferente, giudicato da tutti.
Quanto hai tu preparato per tuo parroco, per tuo padre confessore, che può dirti, come ha detto Gesù, ti perdono i tuoi peccati. Andiamo a pregare per questi due sacramenti che si realizzano nella nostra vita, che amiamo la messa, che possiamo rinnovare l'amore per la messa, per domenica, giorno di Dio, che possiamo rinnovare rispetto e l'amore per l'Eucaristia e per sacerdozio, per questo grande sacramento e vocazione. Signore, siamo davanti di te. Benedici stasera tutti i nostri sacerdoti. O benedici nostra generazione, la Chiesa, con nuovi e santi sacerdoti. Padre nostro. Oče naš koji si na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sad i nas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sad i nas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sad i nas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bjaže na poteku, tako i sada i vazna i vijeka vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Kraljice mira, moli za nas. Regina Celi, letare, alleluia, quiam meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.
La Salve Regina la cantiamo? Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te, A te ricordiamo esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. E o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiamo adesso litanie lauretane. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio. che sei Dio, Abbi pietà di noi, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi, Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi, Santa Trinità unico Dio, abbi pietà di noi, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre purissima, prega per noi, Madre castissima, prega per noi, sempre Vergine, prega per noi, Madre Immacolata, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, Madre mirabile, prega per noi, Madre del buon consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Vergine prudente, prega per noi, Vergine degna di onore, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Vergine clemente, prega per noi, Vergine fedele, prega per noi, Dio di perfezione, prega per noi, sete della sapienza, prega per noi, fonte della nostra gioia, prega per noi, Tempio dello Spirito Santo, prega per noi, Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi, dimora consacrata a Dio, prega per noi, rosa mistica prega per noi, della santa città di Davide, prega per noi, fortezza inespugnabile, prega per noi, santuario della divina presenza, prega per noi, arca dell'alleanza, prega per noi, porta del cielo, prega per noi, stella del mattino, prega per noi, salute degli infermi, prega per noi, rifugio dei peccatori, prega per noi, consolatrice degli afflitti, prega per noi, aiuto dei cristiani, prega per noi, regina degli angeli, prega per noi, regina dei patriarchi, prega per noi, regina dei profeti, prega per noi, regina degli apostoli, prega per noi, regina dei martiri, prega per noi, regina dei confessori della fede, prega per noi, regina delle vergini, prega per noi, regina di tutti i santi, prega per noi, regina concepita senza peccato originale, prega per noi, regina assunta in cielo, prega per noi, regina del rosario, prega per noi, regina della pace, prega per noi, regina della pace, prega per noi, regina della pace, prega per noi. agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Perdonaci, Signore, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ascoltaci, Signore,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Di pietà abbi di noi. pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e resurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato, questi misteri concedi di imitare ciò che essi contengono, di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Diciamo un Padre nostro, un'Ave Maria, un Gloria per il Santo Padre e per tutti i sacerdoti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Virgilio. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, grazie. Grazie quando con questa tecnica hai dato la gioia a unire tante anime, tanti cuori che hanno sete, che desiderano pregare. Grazie. Siamo nel tempo di Pasqua. La gioia è stata stare con te, guardare le tue piaghe, sentire le tue parole, prendere pane dalle tue mani. Oh Signore, in questa notte vogliamo prendere da te la tua benedizione. Benedici i nostri malati, benedici i nostri sofferenti, benedici i nostri giovani, i nostri bambini, benedici tutti i religiosi, religiose, sacerdoti, con i nostri vescovi e il nostro Papa. Abbiamo bisogno di te, la tua benedizione, per intercessione della Vergine Santissima. Colmi i nostri cuori con la gioia pasquale, con il dono pasquale che è fede, con la gioia pasquale che è l'amore. O donaci la tua grazia e benedici questo popolo e la terra con pace. Allontana le guerre e conflitti da noi. O Santissima Madre, prega per noi, che il Signore apra il cuore e le sue mani e benedica tutti noi. Per intercessione della Vergine Santissima, vi benedica e protegge onnipotente Dio, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Grazie Padre del rosario che hai pregato con noi, ci hai dato una grande gioia questa sera. Grazie a voi. Grazie Padre. Quando avete organizzato, quando avete cominciato così, perché prima volta non è stata tecnica così in alto come stasera. Sono felice. Vi ringrazio, vi saluto, vi abbraccio tutti. Salutatemi tutti, vostre famiglie. Ciao Tutti. Padre, ti vogliamo bene. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao Padre, buonanotte. Ciao. Ciao carissimo Padre. Ciao, Ci un vediamo, abbraccio. ci sentiamo, auguri. Pace e bene. Preghi per me. Ciao, ciao.
Ben ritrovati dalla redazione. Anche quest'anno il fulcro delle celebrazioni organizzate dal Comune di Trieste in occasione della Festa della Liberazione è la cerimonia solenne nel Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba. La cerimonia avrà inizio alle ore 11 alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Al termine, intorno a mezzogiorno, si terrà la tradizionale esibizione del coro partigiano triestino Pinko Tomasic. Il Comune di Trieste ricorda che sono in vigore le nuove modalità di accesso alla cerimonia introdotte in occasione del Giorno della Memoria 2024 e basate sul piano di emergenza ed evacuazione redatto per le cerimonie istituzionali. Il pubblico potrà entrare in Risiera di San Sabba a partire dalle ore 10 da via Palatucci attraverso il portone principale del memoriale. L'ingresso del pubblico è libero fino al raggiungimento della capienza massima complessiva di 2.200 persone. Un investimento da oltre 100 milioni e la piena occupazione per gli attuali esuberi nell'autunno del 2027, con la necessità dunque di 3 piani pieni di cassa integrazione per i dipendenti della produzione di Wärtsilä. Sono i numeri più importanti del piano industriale di MSC illustrato dai dirigenti della compagnia e sindacati nel primo tavolo di confronto tenutosi a Roma. Ancora disagio la circolazione per chi proviene dal raccordo autostradale a causa dei lavori che si stanno effettuando nella galleria di Cattinara. È stata prorogata l'ordinanza ANAS fino al 27 maggio 2024 che prevede la chiusura della rampa Castelliere in direzione Trieste Centro. I veicoli sul raccordo autostradale 13 in uscita a Cattinara vengono deviati in via De Marchesetti. Sono probabili possibili disagi al traffico nelle ore di punta, motivo per il quale è consigliato a chi percorre il raccordo autostradale 13 in direzione Trieste, se alla guida di mezzi pesanti, di non uscire a Cattinara, ma proseguire sul raccordo autostradale, per gli altri di uscire a Padriciano e seguire la vecchia camionale. Il Friuli Venezia Giulia, in base alle dichiarazioni presentate nel 2023 riferite all'anno d'imposta 2022, si colloca al 9° posto a livello nazionale per reddito complessivo medio dichiarato ai fini IRPEF. Lo rende noto il ricercatore dell'IRES FVG Alessandro Russo, che ha rielaborato i dati MEF diffusi a livello nazionale. Reddito imponibile medio in Friuli Venezia Giulia è pari a 23.616 euro contro una media nazionale di 22.806 euro. A livello provinciale Trieste presenta il valore più elevato, 25.055 euro, mentre Gorizia registra quello più basso, 22.276 euro. Trieste risulta anche la 10ª provincia a livello nazionale. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche sul Friuli Venezia Giulia, ancora qualche precipitazione moderata sulla regione, quota neve sui 600-800 metri circa, residue piogge a Trieste sul Carso anche a carattere di rovescio, mentre sulle zone occidentali in Carnia il tempo migliorerà con ampie schiarite. Nel pomeriggio il tempo migliorerà anche a Trieste, mentre sulle Prealpi e in Carnia possibile qualche locale rovescio temporalesco che poi potrà interessare anche qualche zona di pianura. Al mattino bolla moderata sulla costa, temperature ancora sotto la media del periodo, minime in pianura fra 4 e 7, le massime fra 14 e 17 gradi, minime sulla costa fra 6 e 9, massime fra 10 e 13 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.